Sua Maestà il Grande Faggio, incurante delle offese del tempo e dei vandali di turno, è sempre stato lì a vigilare sulle sottostanti conche di Pani e Valdie, ricordandoci tempi lontani quando moltitudini di valligiani e pastori gli passavano accanto, omaggiandolo con le loro greggi e rubando meritato refrigerio sotto le sue generose fronde. Allora, giornata meravigliosa per iniziare un percorso di cui io ovviamente non ne conosco nulla, perché la signora qua è stata 6 ore sul libro a cercare, a vedere, eccetera, eccetera. Perché... E quando io cercavo di sbirciare con la manina, faceva tipo a scuola che sai quando copiano. Quindi è tutto in mano tua, compreso me. Sì, infatti, però c'è un'infinità di percorsi da poter fare in questa zona. Ma però vai a succo, tipo cosa faremo oggi? Che allora, giro? se riusciamo raggiungiamo il monte Monfredda. Ok, fermiamoci qua. Ok. E per l'appunto dalla piccola Feltrone si parte. Ci troviamo in Carnia, terre severe abitate da cuori generosi che si aprono solo a chi sa guadagnarsi la vita. Che sia chiaro, qui non si regala nulla, perché l'altopiano di Pani è molto più che un'escursione. Questo luogo magico fonde paesaggi incantevoli con la vita rurale, la tradizione e la cultura contadina, che in queste terre non ha perso il suo valore nonostante il passare del tempo. L'anello che abbiamo fatto è lungo circa 13 km e mezzo e lo abbiamo percorso in circa 6 ore, soste incluse. A noi è piaciuto molto perché è vario e mai noioso. Percorrerete tratti di sentiero, mulattiere e asfalto. Attraverserete boschi, l'altopiano e piccoli borghi fino a raggiungere il punto più elevato, la cima del monte Monfredda con i suoi 1327 metri di altezza. Allora, tesoro mio, senza usare la parolina che hai usato prima, dimmi cosa dobbiamo fare, dove dobbiamo andare? Allora, adesso terminiamo il sentiero 221. Sì. Sbuchiamo sulla strada. Sì. E prendiamo il sentiero puntinato, quindi segnalato in pare bianco e azzurro. Sì. Che ci porta fino in cima al monte Monfredda. Ok, dove sei? Qua. Allora, giusto per far capire il riutilizzo delle cose, che significato può avere? Che intelligenza! Una bella rete per dormire trasformata in un comodo cancello. Yuhu! Il genio! Allora, siamo arrivati all'attacco della traccia nera, qua mandate delle spiegazioni. Allora, una volta usciti dal sentiero 221, vi ritrovate sulla strada forestale. Girate a destra, oltrepassate le indicazioni per Col Gentile, che è quel cartello lì, 35, un po' più avanti, sulla sinistra troverete non indicazioni, però si capisce che è il sentiero che porta... Fate come riferimento la fine del muretto, può essere un'idea? Sì, no, è quello. Monfredda è sicuramente una piacevole cima molto panoramica che va a concludere un giro d'anello ricco di sorprese. Abbiamo esplorato una parte della Carnia a noi sconosciuta, una regione storico-geografica di infinita bellezza, prevalentemente montana ma con radici contadine. Lo so che non è il sassolino tuo, l'ho fatto io in velocità, ho scritto una cosina veloce. Che nel tuo cuore brilli la luce di una vetta innevata. Benissimo, l'ho letto sui Baci Perugina e l'ho ricopiato perché eravamo in ritardissimo, non avevamo tempo. E mostra il sassolino, noi come sempre lo lasciamo qui, chi lo trova lo porta su un'altra vetta, appoggialo là, bravissima, sta, ok. E adesso noi filiamo giù perché fra un po' scende il sole e ci metteremo le frontali probabilmente. Penso di sì. Ok, via! Il sole va a tramontare, salutiamo quindi la cima e iniziamo la discesa. Il percorso è sempre ben segnalato da indicazioni bianche e blu che vi indicheranno il cammino. Noi comunque vi mandiamo ora ai dati tecnici e alla cartina tabacco. Grazie mille per essere arrivati fino a qui, zaino in spalla, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Fate i bravi!